Un saluto gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova puntata di Speciale VG. Quest'oggi ci troviamo in compagnia del dottor Vincenzo Mancuso, benvenuto, referente aziendale del PUE Cure Domiciliari e componente del gruppo di lavoro che ha redatto le linee guida regionali per la figura dell'infermiere di famiglia e delle comunità. Partiamo con la prima domanda, dottore Mancuso. Allora, parliamo del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui sono a disposizione della Sicilia esattamente 797 milioni di euro per interventi nella sanità. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha disegnato e proposto una mappa di interventi legata soprattutto all'insediamento degli ospedali e delle case di comunità a servizio dei territori periferici meno serviti. Si tratta di un'occasione molto preziosa. Certamente è in linea con quanto previsto dal PNRR e questo tipo di interventi che vedono tra l'altro nella nostra provincia l'implementazione di alcune attività, in particolar modo la creazione di ospedali di comunità, che sono delle strutture ad alta intensità assistenziale di tipo infermieristica dove è prevista la presenza di personale di assistenza e di medici nell'arco delle 12 ore con la presenza anche dei medici di medicina generale e il potenziamento e la creazione delle case della comunità che sostanzialmente sono sovrapponibili in alcuni casi ai nostri ex PTA, perché il punto territoriale di assistenza noi avevamo già una struttura del genere con la legge 5 del 2009, vengono potenziate, all'interno vengono inserite alcune attività non fino ad ora previste all'interno dei distretti e hanno creato queste case della comunità che sono di due tipi, di tipo hub e di tipo SPOC. Quelle hub sono quelli di riferimento nell'ambito del distretto, quelli SPOC diciamo, sono dei punti territoriali, dei presidi che vanno a insediarsi capillarmente sul territorio per dare la possibilità agli utenti di accedere. Quindi si sta ridisegnando a livello strutturale e organizzativo il modello di assistenza, soprattutto nell'ambito dell'attività territoriale indirizzata ai cronici e ai pazienti fragili. E naturalmente non vengono a mancare tutte quelle che sono le prerogative del distretto relativamente alla cura, alla presenza dei consultori, alla cura di altre fragilità come la salute mentale, eccetera, per cui questo tipo di orientamento è un orientamento che tende sostanzialmente a spostare le cure dall'ospedale verso il territorio, evitare dei cosiddetti ricoveri impropri e favorire appunto la creazione di un modello assistenziale di presa in carico per i pazienti sia fragili che cronici. In particolar modo si tenderà a creare le condizioni perché vi sia una presa in carico di queste persone sia durante la malattia che in maniera predittiva, cioè cercare di evitare che questi vadano incontro all'aggravarsi delle patologie croniche. Ok. Secondo lei, ancora in riferimento alla spesa dei fondi del PNRR per la sanità, quale altro genere di interventi sono necessari e non rinviabili? Ma gli interventi previsti sono, diciamo, non parlano solo di creazione di strutture in termini di creare un posto in quel paese o in quell'altro paese, ma parlano di un potenziamento di un sistema, di un modello che prevede anche l'implementazione di alcune attività relative alla informatizzazione e relative alla telemedicina e alla teleassistenza. Quindi questo tipo di infrastruttura è parte integrante del modello perché non si può fare tutto solo con le persone, che seppure è un modello proattivo che si muove verso le persone, dobbiamo fare in modo che anche a distanza gli utenti possano essere seguiti e favorire appunto che la loro storia venga inserita in quello che è il cosiddetto fascicolo sanitario e alla storia clinica. Quindi con queste modalità possiamo creare le condizioni per una sostenibilità del sistema, quindi un controllo anche della spesa farmaceutica e di tutto quello che in questo momento aggrava i costi del sistema sanitario.
Nell'ambito dei 2 anni trascorsi legati alla pandemia Covid, particolare attenzione è stata rivolta verso i medici di famiglia, che hanno assunto un ruolo determinante nell'assistenza. A tale figura si affianca anche un altrettanto utile ruolo, che è quello dell'infermiere di famiglia. L'infermiere di famiglia sostanzialmente nasce da una necessità del sistema. Certo, si può rappresentare una sfida, ma può anche rappresentare una sfida per i professionisti, ma può rappresentare una risoluzione di alcuni problemi. Tutti abbiamo sentito quanto sia importante la carenza dei medici in questo momento, una carenza determinante soprattutto per quanto riguarda i medici di medicina generale e alcune altre figure, e così come il panorama, diciamo, generale va mutando, soprattutto legato all'aumento dell'età media della popolazione e al cambiamento sociale, diciamo, del sistema, cioè un sistema che era prima, che prendeva in carico le persone fragili, le persone anziane, oggi viene a mancare questo tipo di sostegno sociale, per cui c'è la necessità di implementare l'attività con chi in questo momento ha la professionalità per poter diciamo, prendersi in carico le persone e seguirle in maniera, appunto accennavo prima, proattiva, in maniera tale da muoversi verso i bisogni delle persone e fare in modo che questi abbiano una continuità assistenziale. La figura nasce, devo dire che c'è stata una discussione nel tempo, già all'inizio degli anni 2000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e altre organizzazioni avevano identificato come l'infermiere la persona che era in grado di prendersi in carico le persone croniche e i fragili, tanto che ci sono delle sperimentazioni, anche nel mondo anglosassone questo tipo di attività è già abbastanza implementata. Una struttura più capillare, più veloce, insomma, più efficiente. Una modalità di presa in carico, è un modello. Naturalmente in collegamento con gli specialisti, in collegamento col medico di medicina generale, e in questo ci verrà sicuramente d'aiuto tutto quello che riguarda la telemedicina, la teleassistenza, la possibilità di fare un telemonitoraggio e di dare diciamo una telerefertazione, un po' questi modelli che si stanno implementando recentemente, e ci darà la possibilità di avere contezza dello stato di salute delle persone e il loro andamento, soprattutto in alcune fasce. Tuttavia il modello si baserà sull'analisi della popolazione. Ci saranno su una piramide di bisogni che verrà espressa nell'ambito dell'analisi della popolazione. Sulla base di questi ci sono diversi livelli di bisogni assistenziali. Quindi successivamente, dopo che si saranno, diciamo, in un certo senso analizzati i bisogni delle varie fasce, non solo delle fasce di età, ma anche delle fasce della tipologia di gravità delle patologie, sia croniche che fragili, verranno inserite queste figure dell'infermiere di famiglia di cui stavo accennando, sia in tutti e tre gli ambiti di intervento, quindi nella prevenzione primaria, nella prevenzione secondaria e nella prevenzione terziaria. Naturalmente questa figura è una figura che verrà adeguatamente formata, infatti la Regione Sicilia in questo forse è tra i precursori a livello italiano, perché è riuscita a redigere delle linee di indirizzo nelle quali sono declinate le competenze e dove viene inserito. Viene inserito diciamo, alle dipendenze del sistema sanitario regionale, fa da cerniera tra il medico di famiglia, il paziente e la struttura, in maniera tale che le informazioni, di veicolare le informazioni riguardanti lo stato di salute delle persone e della comunità. Infatti l'inserimento del termine comunità è perché comunque si occuperà di una parte di tipo educazionale e l'orientamento al buon stato di salute delle persone, insomma. Non si fermerà solo alla cura specifica di un'attività oppure a un'attività di tipo prestazionale. Gli ospedali siciliani, soprattutto nell'Agrigentino, scontano da tempo gravi carenze di personale e di organico. A parte nuovi concorsi, peraltro già in bando, secondo lei sarebbe utile la stabilizzazione dei sanitari precari assunti durante l'emergenza Covid? Mi pare di avere capito che per loro c'è
ci sarà la possibilità e forse la sicurezza di essere stabilizzati dopo aver fatto un percorso. Mi pare che ci sia un decreto che abbia stabilito i tempi. E la necessità di avere personale nuovo e di avere personale qualificato all'interno delle strutture, su questo non vi sono dubbi, abbiamo la necessità. È chiaro che se vi è uno spostamento dei bisogni su quelli che possono definirsi non più ospedalieri ma territoriali, è chiaro che bisogna poi utilizzare le risorse in maniera tale da favorire l'implementazione di questi nuovi modelli assistenziali. Lo scopo del PNRR è quello o perlomeno di quella parte del PNRR che è la missione 6, è quello di potenziare il territorio con un modello organizzativo omogeneo su base regionale che permetta agli utenti e alle persone di poter usufruire di una serie di servizi e di cure senza ricorrere necessariamente alle cure ospedaliere come si fa oggi in maniera assolutamente impropria. Per concludere, l'ultima domanda. Alla data della registrazione della nostra conversazione, oggi 31 marzo, cessa lo stato d'emergenza sanitaria in Italia. Secondo lei, a fronte anche della revoca graduale delle restrizioni quali Green Pass e mascherine, cosa raccomanda? Occorre osservare ancora prudenza e senso di responsabilità? La distanza ci ha consentito oggi di parlare senza la mascherina, ma se fossimo stati vicini io l'avrei messa come l'avrebbe messa lei. Io ritengo che alcune misure debbano continuare a essere intraprese da tutti i cittadini, soprattutto in ambienti chiusi, in ambienti quando si viaggia, perché come abbiamo visto negli ultimi tempi c'è un incremento dei casi, seppure non c'è un ricorso alla ospedalizzazione o al ricorso alle terapie intensive come era diciamo prima dell'Omicron 2 o nella fattispecie con il Delta, oggi vi è comunque la necessità di tutelarsi e tutelare le persone fragili e i bambini di questa nuova recrudescenza. Bene, tutto, la ringraziamo per il tempo dedicatoci e per essere stato in nostra compagnia. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito sempre e ci vediamo alla prossima puntata di Speciale VG. Arrivederci. Grazie a voi.